204 anni di gloriosa presenza sul territorio nazionale a tutela dei cittadini. Anche ad Agrigento ieri, al Tempio di Giunone, è stata festa per ricordare la fondazione dell'Arma. Suggestiva e anche toccante nei momenti particolari come l'alzabandiera e il ricordo commosso dei caduti e degli orfani. Tanti militari premiati per meriti di servizio. Il comandante Giovanni Pellegrino, tracciando il bilancio dell'attività svolta dal comando provinciale di Agrigento, ha parlato di risultati soddisfacenti. Presenti alla cerimonia i reparti speciali, tra cui il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro. La festa dei Carabinieri nella suggestiva cornice della Valle dei Tempri quest'anno. La cosa fondamentale è la vicinanza all'Arma, così come l'Arma è vicina alla gente, noi dobbiamo sostenerla anche in questi momenti belli di festeggiamento e di gioia. Quale cornice migliore di questa? È un posto unico al mondo, l'ho detto in varie occasioni e sono contento che un posto così bello abbia finalmente trovato una modalità giusta di gestione. Bellissima occasione abbinare le due cose. Nei secoli fedele è il vostro motto, ma vi è un altro motto che praticamente racconta la vita di ogni giorno dei Carabinieri, obbedir tacendo e tacendo morire. Sì, sono le nostre tradizioni, i nostri valori che non cambiano, che rimangono nella storia, rimaniamo ancorati alla tradizione, siamo proiettati sicuramente al presente ma anche al futuro con un'arma moderna ed efficace, per cui sicuramente il mantenere la fedeltà ai nostri valori è importante, ma è importante anche fare un bilancio di ciò che viene fatto e il bilancio dei risultati di tante persone che fanno tanti sacrifici per questa collettività che oggi ci circonda con affetto e con massiccia presenza di studenti, e quindi è un momento bello di festa per tutti noi. Lasciamo subito alla festa, comandante, lei traccerà il bilancio dell'attività del comando provinciale, che tipo di reato prevale? Ma i reati sono quelli classici, insomma, di una realtà sicuramente particolare e complessa, ma i nostri servizi preventivi e repressivi riescono a fronteggiare adeguatamente sia la criminalità comune che quella anche organizzata.